Inaugurata domenica 17 dicembre e visitabile fino al 7 gennaio prossimo presso Villa De Finetti a Corona, frazione del comune di Mariano, visivamente opere di Natasha Cidin. Le parole della critica Alessia Tortolo. Questa iniziativa nasce dall'idea dell'artista che ho qui al mio fianco, Natasha Cidin, la quale per la sua prima mostra personale ha voluto una sede particolarmente decorosa e particolarmente carina. Infatti l'allestimento che è stato fatto per questa mostra risulta molto interessante. È una mostra che ha il titolo Visivamente, che raccoglie una duplice fascia di opere. Da un lato abbiamo le opere più astratte legate alle bocche e dall'altra parte invece abbiamo la parte dedicata completamente ai visi, tutti volti di donna, volti particolarmente significativi e emblematici che denotano una chiara ricerca introspettiva e psicologica. Così parlò la critica. Ed ora la parola all'artista. Sempre ho amato l'arte, appunto come avete sentito nell'intervista del mio ex professore delle superiori, ho sempre seguito appunto il percorso artistico studiando all'istituto d'arte, poi ho sempre continuato a disegnare e a dipingere. Adesso il tutto è sfociato nelle tele, che sono comunque la materia principale dove un artista dipinge, quindi tele, colori acrilici, sabbie, malte e tutto quello che comunque riesco a utilizzare per esprimere i miei sentimenti e tutto quello che ho dentro, insomma tutto. La mostra è aperta fino al 7 di gennaio e probabilmente il 5 di gennaio verrà fatto il finissage, quindi un incontro alle ore 18 più o meno con la mia critica, con Alessia Tortolo e anche con me naturalmente per un incontro e per un brindisi.